Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque ieri sera in diretta con Christian Arboit e Simone Merlo vi raccontavamo nel telegiornale di Treviso l'ennesima vittima della strada nella Marca, in realtà una giornata difficile con due incidenti mortali. L'ultimo era proprio quello avvenuto a Maserata, uno scontro che aveva visto un giovane finire in un fossato con la sua auto. La dinamica poi è stata accertata come il giovane Samuel Mazzon di 29 anni stesse percorrendo la sua strada quando un'auto gli è finita addosso, invadendo la sua corsia e provocandone la morte, ed è ovviamente una tragedia che scuote la comunità di Villorba, dove il 29enne abitava e dove siamo con Marta Marangon e Tommaso Migot. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno a te Nicola e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Villorba, vicolo Cansiglio, ai confini con Visnadello. Qui abitava il giovane Samuel Mazzon, morto ieri sera a 29 anni nel terribile incidente di Maserata. La comunità è sconvolta e in tanti si stanno stringendo in queste ore alla famiglia. Qui a Villorba Samuel abitava con la nonna e era un ragazzo d'oro, ci hanno raccontato, un ragazzo che coltivava le sue passioni, a partire proprio da quella per l'ingegneria che era diventata anche la sua professione. Infatti, dopo aver frequentato a Treviso il Duca degli Abruzzi, si era laureato in ingegneria ad Udine, aveva aperto la partita IVA, collaborava con varie aziende come libero professionista ed insegnava informatica quest'anno in un istituto superiore di Castelfranco. La notizia della scomparsa di questo giovane professionista ha lasciato naturalmente attonita l'intera comunità. Qui a casa della nonna, dove da 4 anni Samuel abitava, è un viavai di persone che si stanno stringendo appunto alla signora che è profondamente scossa ovviamente dall'accaduto. Ieri sera Samuel si stava recando ad Oderzo ad una lezione di volo, perché ci ha raccontato appunto la nonna e le sue amiche, stava coltivando ultimamente questa sua grande passione, voleva diventare pilota e soprattutto il suo sogno, visto che si tratta appunto di un ingegnere, era quello di realizzare, di costruire un aereo. E qui nella sua abitazione aveva un laboratorio nel quale stava appunto cercando di costruire questo aereo con il quale avrebbe voluto appunto volare una volta ottenuto il brevetto. Questo era il suo sogno, ci ha raccontato appunto la nonna. Una notizia dunque davvero terribile, quella che ieri sera è piombata su questa comunità e sulla famiglia e i tanti amici di Samuel. Un incidente peraltro senza una spiegazione, perché da quanto è stato accertato, l'auto che ha colpito la vettura di Samuel ha improvvisamente perso il controllo invadendo la corsia opposta. Sentiamo quindi nelle interviste che ha raccolto ieri sera il nostro Christian Arboit la testimonianza della coppia di Ponte di Piave che si trovava alla guida del furgoncino che seguiva l'auto di Samuel e che a sua volta è stata centrata dalla Mercedes fuori controllo. Sentiamo le interviste. Stavo tornando a casa e quando abbiamo visto una macchina arrivare di fronte, invadere la nostra corsia, ha colpito la macchina prima davanti alla nostra, poi ha colpito noi che ci ha fatto girare e poi è andato a finire sul fosso. Per fortuna la ragazza dietro con quell'altra macchina si è fermata in tempo e lui con il Mercedes è andato a finire là. Tutto in pochissimi secondi. Tutto in pochi secondi? In pochi secondi, perché viaggiava molto veloce. Voi dove eravate? Quindi eravate diretti verso? No, verso di là. Dalla Pacca ce l'ha girato il furgone. Proprio capovolto? Sì, no, sì.
Testa coda, sì. Sono riuscito a tenerlo. Cadendo di là. È riuscito a tenere. Però si è girato. Quindi siete stati voi a lanciare l'allarme fondamentalmente. Esatto, io ho chiamato subito, poi c'erano altri signori che... qua davanti che si sono fermati. Il ragazzo era morto sul colpo? No, parlava ancora, perché almeno il ragazzo che gli parlava assieme gli faceva domande, rispondeva malamente, però rispondeva, e dopo, quando sono arrivati quelli dell'ambulanza, non c'era più niente da fare, insomma. Una scena terribile, ci sono poche parole. Purtroppo sì, perché Sì. è giovane, molto probabilmente distrazione dell'altro, non so come, perché anche non era chiaro, insomma, ancora cominciava a imbronire, non ho visto se era al telefono o se era, insomma. Ecco, queste dunque le interviste raccolte ieri sera dal nostro Christian Arboit sul luogo dell'incidente. Samuel, oltre alla nonna con la quale abitava, lascia i genitori, un fratello e 2 sorelle. E da Villorba è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Maragone, con te a Tommaso Migotto. Lo dicevamo, è stata una giornata terribile sul fronte degli incidenti mortali nella Marca, quella di ieri, perché poco prima dello schianto mortale a Macerata con la vittima Samuel Mazzon c'era stata un'altra tragedia a Maser con una 84enne travolta da un furgone mentre attraversava la strada. L'impatto violentissimo, poi lo sbalzo per diversi metri non hanno lasciato scampo a Rita Zigliotto, 84 anni, morta praticamente sul colpo mentre si stava recando a casa di un'amica. Sono circa le 16:30 in via Cornuda a Maser, sulla strada bassanese, quando il furgoncino condotto da un 40enne rumeno la travolge. La donna in quel momento pare stesse attraversando. Di certo il mezzo l'ha colpita violentemente con la fiancata destra e lo specchietto laterale, scaraventandola a terra per una decina di metri. Sul posto arrivano medico e infermieri del SUEM 118 e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto. Dalla centrale del Cafoncello di Treviso si leva anche l'elicottero Leone 1 che, vista la situazione, rientra presto alla base. La dinamica ora va ricostruita. Sotto la lente c'è anche la velocità del furgoncino. La comunità di Maser è incredula. Sono profondamente addolorata, dispiaciuta di questa tragedia. Quella strada purtroppo incidenti ne sono successi, non uno, però non così gravi, ecco. Ed è una strada che mi preoccupa molto perché i residenti molte volte mi segnalano velocità folli su quel tratto stradale. Una strada nota, finita anche nel monitoraggio avviato 3 anni fa dalla prefettura di Treviso. Qui doveva essere installato un autovelox, poi, visto il clima di caos sui dispositivi non ancora sciolto dal Ministero, non si è fatto più nulla. Dovremo tutti, ecco, riflettere, soprattutto quelli che protestano contro i T-Red e contro gli autovelox. Un altro incidente in tarda serata di ieri a Marostica. Uno scontro frontale tra 2 vetture si è verificato nella tarda serata di venerdì 6 a Marostica, lungo la provinciale 71, via Consagrollo. Intorno alle 23:15 i 2 veicoli si sono scontrati per causa del vaglio dei carabinieri. Uno dei 2 è finito all'esterno della carreggiata, ribaltato sul fianco. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Bassano, che hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte e l'intera sede stradale, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Gli occupanti delle auto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118, arrivato con un'ambulanza proveniente dall'ospedale San Bassiano, prestando le prime cure ai feriti prima del trasferimento per ulteriori accertamenti. Nonostante l'orario tardo, la circolazione ha subito rallentamenti tra Marostica e Vallonara, anche a causa della lunghezza delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti. Ancora la cronaca, ma torniamo a parlare di truffe o comunque di anziani vittime di malviventi. Andiamo a Padova, dove c'è stato un arresto per estorsione, uno stratagemma per truffare, per raggirare un anziano, ma è un tentativo che è andato a vuoto grazie alla polizia. Valentina Visentin, buongiorno.
Sì, buongiorno da Padova. È proprio questo malfattore, questo truffatore è stato colto sul fatto e seguito dalla polizia. Si tratta di un 21enne egiziano che è stato notato in stazione a Padova giovedì scorso mentre attendeva una telefonata. Non appena ha ricevuto la telefonata che evidentemente gli dava le indicazioni su dove recarsi per mettere in atto la sua truffa, i poliziotti lo hanno seguito, l'hanno visto salire in un taxi che si è dirigersi verso Maserà di Padova, un paese della cintura urbana, poi entrare in un condominio e fuggire dopo pochi minuti di corsa. Qui è stato bloccato e trovato con oltre 6.500 euro, il bottino, i soldi appena estorti ad un'anziana con la tecnica del finto incidente, ovvero avevano raccontato che la figlia aveva avuto un incidente e che servivano 6.500 euro di cauzione. L'anziana in un primo momento aveva accettato di consegnare i soldi, poi avendo capito che c'era qualcosa di strano ha tentato un rifiuto, ma il truffatore è entrato in casa e ha afferrato il denaro. I poliziotti hanno trovato l'anziana, un ottantenne, ancora sulla porta di casa, preoccupata, ma poco dopo aver bloccato appunto il 21enne, le hanno riconsegnato tutti i soldi che le erano stati rubati. Si tratta appunto di un 21enne di origine egiziana ma residente a Napoli, e il suo arresto si incardina in quella operazione, nell'attività della squadra mobile, dopo la vasta operazione di circa 3 mesi fa tra Veneto e Campania, che ha smantellato una associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle truffe ai danni di anziani su richiesta della Procura di Padova. Nei mesi scorsi erano già stati eseguiti 11 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti che fanno parte di un'associazione a delinquere che ha come capo promotore un 32enne pluripregiudicato appartenente ad un clan camorristico del quartiere Forcella di Napoli. E anche questo 21enne egiziano risultava residente a Napoli. Soddisfatto il questore di Padova Marco Dorisio, che sottolinea il forte impegno della polizia nei confronti dei tanti anziani e soggetti fragili che vengono presi di mira da questi truffatori senza scrupoli, che con le scuse più assurde, facendo leva anche sulle paure e le preoccupazioni di questi anziani, tentano di portargli via soldi e gioielli. Ma questo caso di Padova non è l'unico, ce n'è stato un altro pochi giorni fa tra Monselice e Rovigo, e proprio a Rovigo è stato bloccato questo ennesimo truffatore che si era finto maresciallo dei carabinieri, sempre per estorcere denaro ad un'anziana. Il servizio di Francesco Rattai, e poi la linea può tornare allo studio. Se fosse andata a segno, la truffa avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. Ancora una truffa ad un'anziana, ancora con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Fortunatamente la polizia della questura di Rovigo aveva notato e seguito un 23enne che si era spostato dal capoluogo rodigino fino a Monselice. L'uomo si era presentato alla porta di un 85enne che un complice aveva precedentemente chiamato fingendosi un carabiniere, raccontando di una rapina ad una gioielleria compiuta con un'auto con targhe che risultavano intestate al marito defunto. Dopo 2 ore ininterrotte di colloquio, la donna veniva convinta che, per accertare la sua estraneità ai fatti, doveva consegnare i suoi gioielli per controllare che non fossero parte del bottino della rapina. Il 23enne, entrato in casa della signora, aveva anche approfittato della sua prostrazione per rubarle 3.000 euro in contanti che nascondeva in un cassetto, fuggendo coi soldi e i gioielli della vittima. Il malvivente era poi tornato in stazione a Rovigo, dove è stato fermato dalla polizia mentre stava per salire su un Frecciarossa diretto a Bologna. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 23enne, proveniente da fuori regione e incensurato, con tutti i gioielli sottratti alla donna di Monselice. L'uomo è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella città di residenza, oltre a notificargli il foglio di via dalla città di Rovigo. E poi a Treviso, per tornare a parlare della vicenda davvero che ha suscitato rabbia e indignazione, e cioè i continui furti di farmaci salvavita e anche antitumorali da parte
di 3 sorelle dipendenti dell'ULSS 2 che con un complice autotrasportatore appunto rubavano questi farmaci dagli ospedali, dalle farmacie ospedaliere di Treviso e di Oderzo per rivenderle. Ci sono in tutto 24 indagati. A far scattare le indagini dei carabinieri del NAS alcune segnalazioni. Negli ultimi tempi si era registrata una carenza sempre maggiore di farmaci salvavita nei reparti degli ospedali. Difficoltà nel reperire le terapie anche per i pazienti. Immediati gli accertamenti che hanno portato ad una terribile verità. 3 dipendenti dell'ULSS 2 impiegate nelle farmacie di Treviso e Oderzo stavano rubando i farmaci salvavita ad alto costo, tra cui antitumorali. Poi li rivendevano al mercato illecito, prevalentemente pazienti dell'Opitergino Mottense. Nei guai sono finite le dipendenti infedeli, 3 sorelle di 60, 56 e 53 anni ed un autotrasportatore di origine albanesi, 65enne, impiegato presso una ditta di logistica. Furti continui che consentivano ai ladri altissimi ricavi sul mercato nero. In totale però la procura ha indagato, oltre ai 4, altre 20 persone, gli acquirenti dei farmaci. I 4 devono rispondere di concorso in peculato, gli acquirenti incauto acquisto. L'inchiesta era partita nel 2023. Gli investigatori avevano messo sotto controllo le dipendenti che agivano quasi sempre al telefono. I cellulari sono stati sequestrati dai carabinieri, telefonate intercettate e messaggi che hanno confermato quello che già gli inquirenti stavano sospettando. Perquisite le abitazioni dei 24 indagati, sono stati recuperati farmaci per oltre 40.000 euro, ma l'attività illecita che avevano messo in piedi in diversi anni farebbe pensare ad un giro di centinaia di migliaia di euro. Non solo, ma i militari hanno verificato altre condotte illecite come l'uso improprio del badge personale per attestare falsamente la presenza in servizio. La direzione generale dell'ULSS 2 in una nota ha espresso il proprio ringraziamento ai militari per la professionalità e l'efficacia dell'operazione svolta, confermando che le segnalazioni erano partite dalle stesse strutture sanitarie. Mi auguro che venga fatta ovviamente giustizia, sottrarre dei farmaci a persone che ne hanno bisogno, che sono malati, per ricavare dei guadagni personali, oltre che un reato, è un fatto di una gravità morale incredibile e quindi spero che i responsabili paghino per quello che hanno fatto, ma soprattutto spero che facendo chiarezza poi siano episodi che non si ripetano mai più e che rimanga un brutto episodio ma isolato. È inaccettabile lucrare sulla salute di persone che soffrono e aggravare così i costi a carico del servizio pubblico, lo dichiara il presidente della regione Veneto Alberto Stefani. Il sistema truffaldino era ramificato e ben organizzato. Tra i tanti reati che le forze dell'ordine riescono a contrastare, conclude, questo è assolutamente tra i più gravi. Un'inchiesta, lo diceva nel servizio Daniela Sizia, partita nel 2023, anche delle segnalazioni della CGIL che ora chiedono chiarezza e controlli costanti. La magistratura farà il suo corso, le indagini andranno avanti sicuramente. Quello che è importante, che noi chiediamo anche da parte delle aziende, è di vigilare in maniera costante e anche di mettere in atto tutte quelle misure che vanno dall'anticorruzione a quant'altro, che sappiamo spesso in questa azienda hanno coinvolto solo una piccola parte del personale. Vigilanza e controlli trasversali. Bisogna guardare, spiega, nel complessivo tutta la struttura ospedaliera e territoriale. Ora chiarezza fino in fondo su questa vicenda. Immediata la risposta dell'ULSS 2. Preso atto della situazione, la direzione generale provvederà ad adottare opportune azioni al fine di mettere in sicurezza sia l'azienda che il personale coinvolto. Una vicenda, questa grave, che il sindacato stava seguendo passo dopo passo. È una vicenda molto grave su quale avevamo già segnalato con alcune note all'azienda ULSS perché ci giungevano anche proprio segnalazione da parte dei reparti che c'era un approvvigionamento molto risicato di farmaci, insomma, ecco, che quindi c'erano delle carenze e la cosa si stava protraendo, ecco, da tempo. Chiaro che poi parliamo
parliamo anche di farmaci insomma, particolarmente importanti, è una vicenda molto, molto grave. L'indagine non è conclusa, ci sono ancora aspetti da chiarire, prima di tutto le motivazioni che hanno spinto gli acquirenti a rivolgersi a queste persone acquistando i farmaci illegalmente anziché direttamente dall'ULSS. Le 3 dipendenti dell'ULSS 2 e l'autotrasportatore sono difesi dagli avvocati Paolo Ferri e Alessandro Romoli, che dovranno attendere la chiusura delle indagini per formulare la strategia di difesa. Ed eccoci di nuovo in diretta per parlare di altri dipendenti infedeli. Questa volta però a Vicenza, un'azienda orafa, e in questo caso i dipendenti sono arrivati a rubare anche un lingotto. Ad accorgersi della mancanza di oggetti in oro da una ditta orafa con sede a Vicenza è stato lo stesso titolare. Gli erano stati sottratti alcuni lingotti oltre a denaro contante. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura che hanno raccolto la denuncia dell'imprenditore e verificato le immagini del sistema di videosorveglianza interna. Grazie alle riprese sono stati riconosciuti e individuati 3 dipendenti italiani della ditta, un 23enne, un 55enne e un 56enne. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare la rifurtiva, circa 3.500 euro in contanti, lingotti d'oro riconducibili a quelli che erano stati asportati e un ulteriore lingotto verosimilmente in oro del peso di 1,2 kg e del valore di circa 170.000 euro. Per quest'ultimo pezzo è in corso l'analisi sull'effettiva composizione aurea. I 3 sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. A Treviso di nuovo per parlare di Maranza. È tornata al lavoro nella sua bancarella Pina Gottardo, per tutti Pina, da 60 anni la fioraia di Treviso, che martedì era stata parzialmente intossicata dallo spray urticante gettato a terra da alcuni ragazzini. Dice: li perdono ma vorrei che mi chiedessero scusa. L'ha incontrata per noi Nicola Marcato. Lei li perdona adesso? Io perdono i genitori che non gli fanno del male, però una disciplina deve dare ai figli, però io perdono. È ritornata tra i suoi amati fiori Pina Gottardo, per tutti Pina, 86 anni, da 60 la fioraia di Treviso, dopo la brutta disavventura vissuta martedì quando un gruppo composto da 3 ragazzini, 2 maschi e una femmina, forse minorenni, ha gettato a terra una bottiglietta di spray urticante a pochi metri dalla sua bancherella sotto i portici tra via Zorzetto e Corso del Popolo. È questione di pochi attimi. La sostanza si propaga nell'aria con Pina che comincia a tossire e lacrimare, andando di fatto in panico. Sul posto arrivano anche il SUEM e poi i carabinieri. Tutto sommato non è successo niente, ma al momento è spasimo. Si ha paura perché può succedere tante cose. Adesso col mio lavoro si ha paura. Ci vuole un po' di controllo. Paura da un lato, ma anche riconoscenza con Pina, che è stata letteralmente sommersa dall'affetto di generazione di trevigiani. Tante persone le vogliono bene. Questo posso dirlo di sì, che mi vogliono bene. E anche hanno chiamato casa. Cosa era successo? Pina pensa poi a quei giovani che dopo aver gettato a terra la bottiglietta con lo spray sono scappati. Sì. Vorrebbe che le facessero le scuse? Beh, questo mi farebbe piacere. Sì, io sono qua ancora che continuo a lavorare con mia figlia. E spero che non succeda le robe brutte. L'età è alta, tanti anni che sono qua, mi sembra che deve essere un po' più regola. Apriamo la finestra sul terribile omicidio di Porcia prima di collegarci con Federico D'Aros, perché oggi è il giorno dell'udienza di convalida per il reo confesso del brutale omicidio. Vediamo gli ultimi dettagli emersi ieri. È come se l'avessero ucciso 2 volte, perché da una persona che mio zio sicuramente se aveste chiesto a Mario non l'avrebbe neanche mai messo in una lista di possibili nemici. Ribadisco quello che vi ho detto ieri, incredulo, però a questo punto sì, la gravità è oltre a premeditazione, tutto quanto il resto veramente difficile da digerire.
Sono queste le parole di Alessandro Ruoso, nipote di Mario, pronunciate poche ore dopo la confessione di Loriano Bedin, l'uomo che ha ammesso di aver ucciso suo zio. Il 67enne, residente a Tiezzo di Azzano Decimo in via Toti, era un volto noto alla famiglia e ora si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa della vittima legata all'età dell'87enne. Le telecamere di videosorveglianza lo riprendono alle 7:22 mentre entra nella palazzina con un tubo di ferro lungo circa 70 cm. Ma sull'omicidio emergono nuovi dettagli. L'aggressione è avvenuta all'attico al 7° piano, preceduta però da una lite molto accesa che alcuni condomini hanno sentito provenire dall'appartamento. Secondo la ricostruzione, i due sono poi usciti insieme dall'abitazione e proprio mentre Ruoso stava per chiudere la porta, Bedin lo ha aggredito con la spranga di ferro lasciata sulle scale. Il patron di Tele Pordenone poi è caduto urtando il volto contro lo spigolo di un tavolino in vetro. A quel punto l'aggressore lo ha colpito più volte alla testa, probabilmente con 4-5 colpi. Poco dopo le telecamere lo immortalano mentre esce dall'edificio al telefono e senza spranga, alle 8, facendo così passare 38 minuti dal primo passaggio. Subito dopo l'omicidio, infatti, l'ha lanciata dalla finestra nella corte interna della palazzina di Via del Porto. Dopo il delitto ha tentato di disfarsi delle prove, prima l'arma, recuperata e gettata nel canale Brentella, poi i vestiti sporchi di sangue, abbandonati nel torrente Meduna a Prata di Pordenone, un elemento che secondo gli investigatori rafforzerebbe anche l'ipotesi della premeditazione, dal momento che Bedin aveva con sé in auto un cambio di vestiti. L'indagine è coordinata dal procuratore Pietro Montrone e dal sostituto procuratore Federica Urban, ai quali Bedin ha confessato il delitto. Il 67enne è difeso d'ufficio dall'avvocato Walter Butignon e si trova ora nel carcere di Pordenone in attesa della decisione del giudice sulla misura cautelare. La polizia e la squadra mobile hanno fatto un lavoro in veramente neanche 24 ore di arrivare all'assassino, almeno abbiamo fatta giustizia, è stata fatta giustizia. Al centro dell'attenzione degli investigatori c'è anche l'incendio che lo scorso luglio aveva colpito il Garage Venezia. Nelle scorse ore alla nostra emittente è arrivato un video in cui subito dopo il rogo si vede Loriano Bedin allontanarsi velocemente con indosso una camicia rosa e con un borsone. Su quell'episodio al momento il 67enne risulta l'unico iscritto nel registro degli indagati. A Porcia nel frattempo resta l'incredulità della comunità e la vicinanza della cittadinanza alla famiglia Ruoso. E allora andiamo a Pordenone, perché a Pordenone c'è l'attesa per l'esito della udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin e troviamo come sempre il nostro Federico De Rossi insieme a Michele Zanetti. Quali novità, Federico? Sì, buongiorno Nicola e ben ritrovati. Ci troviamo all'esterno del Tribunale di Pordenone perché è in corso proprio l'udienza per la convalida del fermo di Loriano Bedin, 67enne residente a Tiezzo di Azzano Decimo. Due giorni fa ha ammesso l'omicidio. Abbiamo sentito pochi minuti fa, anche prima di venire in diretta, il nuovo avvocato di Loriano Bedin, Giorgio Mazzuccato, il quale ci ha riferito di aver trovato una persona molto provata. Ad oggi non si è ancora pentita, però ha capito la cosa abnorme che ha commesso, tant'è che lo abbiamo raccontato, collaborato anche con le forze dell'ordine per raccontare quanto successo e inoltre poi per indicare dove erano stati depositati i vestiti sporchi di sangue e l'arma del delitto, questo tubo di ferro lungo 71 centimetri. Al momento siamo ancora in attesa, l'udienza è iniziata alle ore 12, purtroppo le forze dell'ordine della polizia penitenziaria hanno utilizzato un ingresso insolito proprio per evitare la stampa e il fatto che venisse immortalato lo stesso Loriano Bedin. Parlando anche con l'avvocato questa mattina faranno forza proprio sul servizio che abbiamo realizzato ieri sera, dove avevamo raccolto proprio alcune testimonianze dei condomini che ci avevano riferito proprio che intorno alle 7:30 avevano sentito delle urla provenire dall'interno dell'appartamento nell'attico al 7° piano fra Loriano Bedin e il patron di Tele Pordenone Mario Ruoso. Avevamo
abbiamo divulgato anche le immagini proprio delle telecamere di videosorveglianza che immortalavano Loriano Bedin all'ingresso della palazzina alle 7:22, successivamente uscire alle 8, quindi c'è questo lasso di tempo di 38 minuti che gli agenti e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Una lite però che darà una nuova ricostruzione in merito a quanto era emerso inizialmente, dove si pensava che lo stesso Loriano Bedin avesse fatto un agguato al cavalier Mario Ruoso. Adesso siamo in attesa appunto della convalida del fermo e si parla anche di un possibile ergastolo per lo stesso Loriano Bedin, però diciamo che adesso ci saranno le varie udienze e il processo e solamente nei prossimi giorni si capirà appunto quali saranno gli sviluppi. Nel frattempo gli inquirenti si stanno concentrando anche sul movente che ad oggi pare prettamente economico e legato alla società di Telepordenone nella fase finale, dove c'era stato questo fallimento, però seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera. Per il momento, Nicola, da Pordenone è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rossi e Michele Zanetti. Noi andiamo invece a Mestre con i raid vandalici costanti contro la Onlus Avapo vicino alle persone malate di cancro. Gesti del genere, provi a pensare a cosa vive una persona che si trova a doversi confrontare con una malattia oncologica. 3 atti vandalici in circa 10 giorni, serrature delle porte dei magazzini danneggiate e la conseguente impossibilità di accedere alla merce destinata ai pazienti oncologici. È quanto accaduto alla Onlus Avapo di Mestre nella sede di via Garibaldi, l'ultimo vandalismo appena un giorno fa. Una delle 2 porte di accesso alla sede era impossibile utilizzarla perché la serratura era stata, sigillata con dell'attac. Attacchi che sono iniziati lo scorso 23 febbraio con un colpo alle serrature dei garage, a cui ne è seguito un secondo appena una settimana dopo, quando le porte erano già state aggiustate. Il giorno successivo abbiamo trovato l'attac sulla cassetta delle lettere, su uno era stato inserito dell'attac, nell'altro una chiave spezzata. Chiesto l'intervento della ditta, ovviamente è intervenuta in urgenza, ha cambiato le serrature che hanno avuto un bel costo, si aggirava già sui 700 euro questo cambio. Più di 1.000 euro i danni causati dai vandali. Sulle loro tracce la polizia, che sta indagando a seguito delle denunce fatte dall'associazione, già vittima in passato del danneggiamento delle gomme dei furgoncini con cui i volontari si muovono con i pazienti oncologici, accanimento che colpisce soprattutto i più fragili. È proprio sentirsi colpiti ancora di più, dovendo già fare i conti con una situazione di malattia pesante qual è quella oncologica, insomma. Un altro raid vandalico di tutt'altra natura, siamo nel Trevigiano, siamo a Ponte della Priula, un monumento religioso fortemente danneggiato. Vediamo. Dare un nome a chi ha condotto il raid contro il tabernacolo della beata Laura Vicugna è ora compito delle forze dell'ordine. Tra la scuola elementare e il tempio votivo di Ponte della Priula, i bassorilievi che all'interno della struttura raffigurano alcuni episodi della vita della beata sono stati deturpati in più parti. In alcuni casi mancano interi pezzi della formella, mentre altri rimangono in piedi pur oramai staccati dal resto da profonde crepe. In altri casi mancano intere sezioni come la testa e parte del busto di un angelo, oppure l'intero corpo di un personaggio che risulta ormai difficile da identificare. La pittura al centro è stata coperta. La fotografia di Don Francesco Toffoli, storico parroco di Ponte della Priula, è scomparsa. Se i vandalismi sono di per sé degli atti esecrabili, condurli contro un'immagine o una costruzione religiosa li rende ancora più gravi. Purtroppo ce ne sono tutti i giorni ovunque e questo è un atto un po' più stupido degli altri, mi verrebbe a dire, però siamo soggetti non chiaramente soltanto qui a Susegana ma ovunque a atti di vandalismo di persone che non so che cosa pensano in quel momento lì, ecco. Ci sono stati dei precedenti? No, adesso che mi venga in mente qualche stupidaggine sui muri, ma non
ma non così in questo modo lì, no. Nata a Santiago del Cile e scomparsa da appena 12 anni, Laura Vicugna è una delle beate più giovani della Chiesa Cattolica. Il suo capitello a Ponte della Priula risale al 1991, nel centenario della morte, e 3 anni dopo il riconoscimento arrivato da Papa Giovanni Paolo II. A inizio anno il comune di Susegana ha introdotto pattuglie di vigilanza privata per contrastare furti notturni in negozi e atti vandalici. Il servizio che abbiamo richiesto è per altre aree, per monitorare delle altre aree. Avete intenzione, magari alla luce anche di questo evento, di ampliare il giro che potranno fare queste guardie giurate? È tutto da verificare, tutto da considerare, fermo restando il fatto che la cosa è avvenuta, è un capitello privato, per cui andremo anche male a entrare in casa degli altri, però ripeto, è tutto da verificare. C'è stata una grande commozione ieri a Breda di Piave nel pomeriggio per salutare Paolo Sciarrillo, il 52enne stroncato da un malore improvviso mentre si stava allenando con la squadra degli amatori di Varago di Macerata. Ripartiremo dal racconto dell'addio della comunità subito dopo la pubblicità. Tanti amici e parenti sono arrivati a Breda di Piave per dare l'ultimo saluto a Paolo Sciarrillo, l'operaio di 52 anni morto lo scorso 26 febbraio dopo essere stato colpito da un malore improvviso sul campo parrocchiale di Varago. Centrocampista con la squadra degli amatori, Sciarrillo si era accasciato durante la serata di allenamento. Siamo frastornati, però la domanda prima che ci è sorta subito, ma è giusto questo? A 50 anni. Interrompere una vita, spezzarla, bloccarla così, senza un senso, senza niente. Nei giorni scorsi la famiglia aveva chiesto un riscontro diagnostico per chiarire le cause della morte. L'esame ha confermato l'ipotesi iniziale, un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. In chiesa ci sono stati momenti di grande commozione, con i compagni di squadra arrivati per stringersi attorno alla famiglia e ricordare Paolo. Durante la celebrazione, il capitano della squadra e il suo datore di lavoro, visibilmente scossi, hanno preso la parola. Parlava con orgoglio delle sue origini, della sua terra, che abbiamo imparato a conoscere conversando durante le tante cene dopo partita, dove non mancava mai. Paolo continuerà a vivere nella nostra memoria, sarà sempre uno di noi perché parte dei nostri ricordi, di vittorie, di sconfitte, di grande passione e forte amicizia. Per noi Paolo era il punto di riferimento dei momenti complessi, quando c'era da avviare un nuovo magazzino, quando c'erano problemi difficili, quando serviva esperienza vera, noi sapevamo chi chiamare. Paolo era nato il giorno di Natale, un giorno che parla di luce, di speranza, di dono. E in fondo lui per noi è stato questo, un dono. La sua scomparsa improvvisa ci lascia sgomenti, lasciando un vuoto che non si colma con le parole. Un ultimo saluto carico di affetto per un uomo che, come hanno ricordato in molti, amava il calcio e la sua squadra. Fuori dalla chiesa i compagni di calcio lo hanno salutato con uno striscione e una sua fotografia. Ciao Paolo. Questa dunque la commozione a Breda di Piave per Paolo Sciarrillo. Noi invece adesso andiamo a Verona con ieri sera l'apertura ufficiale delle Paralimpiadi in arena in un momento internazionale particolarmente difficile. Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un lungo applauso, lo stesso che ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in arena, saluta anche l'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina e spazza via per qualche minuto la lunga scia di polemiche che ha accompagnato questa edizione segnata dalle guerre. La cerimonia a Verona, Life in Motion, celebra la vita, il movimento e il cambiamento. Il Presidente Mattarella, arrivato in arena alle 19:15, ha salutato il Presidente del Veneto Alberto Stefani e ha incontrato le delegazioni dei comitati paralimpici nazionali. Nel parterre delle autorità, i Presidenti di Camera e Senato e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Salvini, Abodi e Alessandra Locatelli. La forza paralimpica
È Bebe Vio ad accendere il braciere all'interno dell'arena, dove più volte risuona la parola pace. Pesa come un macigno l'assenza dell'unico atleta paralimpico iraniano bloccato nel suo paese a causa della guerra di USA e Israele contro l'Iran. Assenze che sono più visibili delle presenze. È lungo l'elenco delle delegazioni che hanno boicottato l'evento, a partire dalla Francia, che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali. Silenzi che fanno più rumore quando sfilano le delegazioni russe, bielorusse, americane e israeliane. Gli applausi per la delegazione italiana, la più numerosa e festosa, e ora lo sport e l'inclusione speriamo siano i protagonisti di questi giochi. E c'è la guerra, lo spettro della guerra con i suoi effetti, lo raccontiamo da giorni, sull'economia, i rincari. Secondo una stima della CGIA di Mestre, il conflitto rischia di costare 1 miliardo in più nel 2026 alle imprese venete, con la nostra regione terza dopo Lombardia ed Emilia Romagna per costi energetici da affrontare. I settori più a rischio rincari: la metallurgia, il commercio, gli alimentari, alberghi e ristorazione, trasporto e logistica. Le parole del coordinatore del centro studi della CGIA di Mestre, Paolo Zabeo. Molto dipenderà dalla durata del conflitto. Se le ostilità dovessero proseguire per mesi, la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe provocare una nuova impennata dei costi. Bollette più care, aumento dei carburanti e rincaro dei noli marittimi. Il rischio è quello di ritrovarci con una nuova fiammata inflazionistica, capace di indebolire cittadini e imprese e rallentare la crescita del Veneto. Per questo sarà fondamentale intervenire rapidamente con misure europee e nazionali in grado di contenere il prezzo dell'energia e sostenere famiglie e aziende. L'appello dunque della CGIA di Mestre: nel frattempo rafforzati i controlli della Guardia di Finanza su tutta la filiera distributiva dei carburanti, alla luce degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici registrati in questi giorni. L'intensificazione dell'attività di controllo è scattata su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle imprese e del Made in Italy. Gli interventi delle fiamme gialle saranno finalizzati da un lato a verificare l'osservanza delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo, dall'altro ad analizzare l'andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici in tutte le fasi di commercializzazione, anche allo scopo di far emergere eventuali accordi anticoncorrenziali. Quindi la stretta della Guardia di Finanza. Lo dicevamo prima, anche gli alberghi, la ristorazione ovviamente risentono e risentiranno della situazione per ad esempio il turismo, e la preoccupazione c'è a Venezia. I venti di guerra che ora soffiano forte in Iran e su tutta la situazione internazionale purtroppo rischiano di creare pesanti turbative anche sull'andamento del turismo a Venezia. Attualmente non si può ancora parlare o fare allarmismo, ma la preoccupazione tra gli hotel in laguna c'è ed è evidente. In queste ore sta arrivando una pioggia inattesa e imprevista di disdette che non era prevista all'inizio del 2026, partito invece sotto i migliori auspici. Quello che sta avvenendo in quello che è nell'ambito dell'Iran, con il conflitto che si è aperto con Israele e gli Stati Uniti e tutta l'area che si pone a rischio, ovviamente che ci pone molto in difficoltà. Stanno arrivando delle cancellazioni per quanto riguarda le prenotazioni da quello che è la clientela dal Giappone fino ovviamente a quello che sono i confini con l'Unione Europea. Quindi un danno lo stiamo vedendo. Siamo comunque abbastanza fiduciosi, con la speranza che finisca presto, prima di tutto per le persone che si trovano in mezzo, coinvolte nel conflitto in modo diverso e diretto, ma ovviamente anche come imprenditori. Di sicuro già nel periodo di Carnevale abbiamo visto che la clientela tendenzialmente era per il 70% europea, una buona componente, oltre il 10% italiani. Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, pone l'accento anche su un altro fattore e tema da monitorare connesso al conflitto: l'aumento dei costi dovuto alla crisi energetica. Non vogliamo essere allarmisti, lo potremo diventare dal punto di vista dei costi, perché ovviamente quello che si sta creando con una crisi di nuovo energetica come quella che è accaduta un paio d'anni fa ci rischia di portare a far crescere molto i costi per quanto riguarda i viaggi, e di conseguenza la ripercussione sul lungo periodo potrebbe essere più dovuta a questo, e quindi una minore capacità di spesa da parte degli ospiti. Speriamo che il conflitto termini molto velocemente e che possa riprendere questa ondata positiva. Allora, le preoccupazioni degli albergatori di Venezia, c'è anche questo tra le tante cose a cui dovrà pensare
il nuovo sindaco di Venezia. Ci colleghiamo, e grazie per essere con noi, con il candidato sindaco del centro-sinistra, il senatore Andrea Martella. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, poi alla fine mi ricordi che devo fare una domanda anche da parlamentare sulla questione guerra, però ci concentriamo intanto su Venezia. Intanto una prima cosa, oggi alle 17 cosa accade a Rialto? Oggi alle 17 a Rialto abbiamo un evento di tutta la coalizione, mio in particolare, in cui ci rivolgeremo ai cittadini veneziani in un luogo simbolico e così importante per presentare le nostre proposte e il nostro programma di svolta per il governo della città. Allora, ore 17 a Rialto l'appuntamento. In questi giorni, so che lei non pensa a questo e va avanti per la sua strada, in questi giorni si è palesato finalmente anche quello che sarà il suo avversario diretto, Venturini. Cosa dice? Mi pare un candidato all'insegna della totale continuità con Brugnaro, è il suo delfino, diciamo, il suo prosecutore. È una persona che nel corso di questi anni non si è distinta in nulla rispetto alle politiche dell'amministrazione e a quelle di Brugnaro. Penso che i cittadini vogliono tutt'altro. La continuità insieme all'immobilismo è qualcosa che non funziona, che va male, ed è per questo che noi parliamo di rinnovamento e di discontinuità, e cioè di non proseguire con scelte che sono state fatte nel corso di questi anni e che hanno portato una città ad essere, la città di Venezia e di Mestre, ad essere più insicura, più fragile, con meno popolazione, con perdita di residenti, di funzioni, di case, e tutto questo non va bene, ed è per questo che noi ci candidiamo come una coalizione. Io mi candido come un sindaco che per me che vuole risolvere i problemi, non gestire l'esistente come è stato fatto da altri nel corso di questi anni. C'è il rischio della longa manus di Brugnaro su Venturini, cioè dell'ombra di Brugnaro? Beh, Venturini mi pare un candidato del tutto prigioniero delle logiche di partito, perché hanno fatto diciamo una stretta spartizione dei posti e delle poltrone, e mi pare assolutamente che non sia, come dicevo prima, null'altro che il prosecutore di Brugnaro, e non possa distinguersi in nulla, perché per 11 anni ci è andato a braccetto. Allora, appuntamento a Rialto a oggi, quindi restiamo intanto per un secondo su Venezia. Abbiamo visto anche le preoccupazioni degli albergatori, al di là della situazione guerra, e le chiederò dopo. Il turismo, come sappiamo, a Venezia gli albergatori hanno sempre degli ottimi risultati, ma è un turismo che è da affrontare in un certo modo e cambiando anche un po' i sistemi. Da pochi giorni si è aperto il portale del contributo d'accesso, è un sistema che è stato utilizzato e si utilizza, però non basta. Guardi, proprio ieri ho incontrato i rappresentanti delle categorie economiche, tra cui anche gli albergatori, e con loro abbiamo parlato della necessità di fare in modo che il turismo sia una risorsa per la città, una forza, ma che non svuoti la città, e che quindi c'è bisogno di un meccanismo di governo intelligente del turismo in modo equilibrato, in modo sostenibile, facendo delle scelte che possono tornare a fare in modo che i residenti abbiano anche dei proventi per il fatto che ci sono tanti turisti, e che i turisti che vengono abbiano un'esperienza all'altezza di Venezia. Ci sono da introdurre alcune, diciamo, modalità di gestione che rendono più equilibrato tutto questo. Io per esempio penso che il ticket d'accesso, così come è stato pensato e così come viene realizzato, non funziona, e cioè produce qualche risorsa ma non regola i flussi turistici, e questo invece è quello che dobbiamo fare: regolare i flussi turistici, pensare ad una maggiore stagionalità, rimettere nel mercato molte case che sono state risucchiate dagli affitti turistici, incentivare gli affitti di lunga durata, e quindi una politica che considera che Venezia non può avere solo una monocultura turistica, e che contemporaneamente bisogna fare un grande sforzo per l'abitare e per la casa. È anche una questione di cultura, secondo lei, del turismo da cambiare? Nel senso che la domanda che può fare anche l'uomo della strada, uno pensa sempre che quando va a Venezia ha solo dei luoghi principali da andare a vedere, quando invece Venezia ha una totalità di tesori da scoprire che vengono magari
tralasciati e ci sono dei posti, ci sono delle zone che vengono come dire, assaltate dai turisti lasciando perdere altre situazioni. Cioè bisogna diversificare anche la cultura del turismo. Ma innanzitutto bisogna fare in modo che non ci sia solo un mordi e fuggi. Bisogna fare in modo che l'esperienza turistica sia un'esperienza positiva e che non gravi troppo sui residenti. E certo bisogna anche diversificare non solo l'economia, ma anche la possibilità di visitare la città, e quindi introducendo una cultura, anche questo ha a che fare con la programmazione, anche questo ha a che fare con la sostenibilità, che provi a far fare un'esperienza diversificata anche rispetto a varie parti della città. Come lei ha detto, Venezia è talmente bella ed è una città unica al mondo che si presta anche a percorsi di questo genere. Anche a questo penso possa servire un assessore alla cultura, che non c'è. Sì, è una proposta che ho fatto, che oggi a Rialto ribadirò. Ci vuole un assessore alla cultura che non c'è mai stato nel corso di questi 11 anni, pensiamo che l'ha fatto Brugnaro. E con questo dico tutto. C'è bisogno invece di una figura che sappia stare nella scena nazionale e internazionale, che sappia collegare le grandi istituzioni culturali che ci sono a Venezia con quanto si produce a livello cittadino, con la cultura che riguarda molto spesso nuove professioni, i giovani che producono, e quindi dobbiamo tenere insieme questi livelli, e Venezia ha bisogno di una figura di questo genere che sia dedicata proprio ad occuparsi della cultura. Lei ha detto che ha incontrato le categorie economiche. Qual è la loro grande preoccupazione per Venezia e per Mestre? Ma la preoccupazione sono che a Mestre è in corso un processo di desertificazione commerciale e quindi bisogna intervenire con degli incentivi che possono permettere di insediare nuove attività produttive e nuove attività economiche, anche con un ruolo di regia e di incentivo da parte del Comune. E si tratta per farlo anche di recuperare spazi urbani, di avere più illuminazione e di fare in modo che la città sia più vivibile e più sicura soprattutto, perché solo in una città sicura sarà possibile insediare nuove attività commerciali e economiche. E la seconda preoccupazione è relativa, diciamo, alla gestione intelligente del turismo, quello che dicevamo prima riguardo a Venezia, e alla necessità quindi di fare in modo che ci siano anche a Venezia molti servizi per i residenti, cosa che invece in questo momento rischia di mancare. Cosa serve per non far sentire le zone del territorio, del vasto territorio veneziano poco considerate? Sto pensando alle varie aree più lontane, sto pensando a Marghera, sto pensando a Favaro, che non si sentano ai confini dell'impero, chiamiamolo così. Ma serve innanzitutto avere la consapevolezza che Venezia è una città plurale e diversa e che ha bisogno di un'attenzione specifica per ogni realtà. Serve ripristinare il dialogo, il confronto, l'ascolto con i cittadini, che nel corso di questi anni non c'è stato. I cittadini non sono proprio stati ascoltati in nessuna forma. E in terzo luogo bisogna ripristinare anche le municipalità, quello che io ho detto fin dall'inizio, cioè dei luoghi di rappresentanza, di governo del territorio molto vicini ai cittadini, che in questi anni sono state volutamente azzerate e private di risorse, invece andranno rifondate con risorse da mettere a disposizione delle municipalità come luogo più vicino ai problemi dei cittadini, che in questo senso può svolgere un ruolo importantissimo. È una richiesta questa trasversale che sento ovunque. L'ultima domanda gliela faccio, allora, come dicevo prima, come senatore, come parlamentare. Allora, c'è una situazione davvero terribile, lasciando perdere quello che da qui non possiamo fare, non possiamo cambiare, perché la geopolitica poi ha tutta una serie di meccanismi che non riusciamo a controllare da qui, almeno dovrebbe riuscire a controllare il governo, se riuscisse. C'è la questione economica, allora speculazioni, spettro di un arrivo del prezzo della benzina, ad esempio, oltre addirittura a 3 euro, cioè una cosa quasi apocalittica. La Guardia di Finanza, su indicazione dei Ministeri Economia e Finanze e Made in Italy, farà una stretta sulla filiera. Difficile che basti questo? Sì, dobbiamo vedere come evolve la situazione. Purtroppo è una situazione molto preoccupante e l'arrivo di Trump ha definitivamente sconvolto quell'ordine mondiale, quell'equilibrio
alcune volte instabile, ma che c'era nell'ordine internazionale. E quindi questo è da vedere con molta preoccupazione. Direi innanzitutto che il governo italiano deve decidere da che parte stare. Non dovrebbero esserci dubbi che debba stare dalla parte dell'Europa e dalla parte della pace. Questo non è stato detto con chiarezza e non emerge con nettezza. Io penso che la prima cosa sia questa, e la seconda cosa è quella di lavorare per un'attività diplomatica che possa impedire l'escalation dei conflitti e in questo senso anche proteggere i nostri cittadini e la nostra economia, perché questo sconvolgimento nel mondo porta a maggiori costi, soprattutto in campo energetico, che poi pesano sulla vita quotidiana delle persone. Allora, grazie ad Andrea Martella. Ore 17 a Rialto, l'appuntamento con i cittadini per tornare a parlare di come cambiare Venezia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie, grazie. Allora noi restiamo in territorio veneziano e andiamo da Filippo Fois, perché c'è poi un altro fronte, no? Si parlava prima delle zone che chiedono attenzione, nelle zone del veneziano. Bene, c'è un'iniziativa che è stata fatta questa mattina dai cittadini di Marghera contro la qualità dell'aria pessima e bollettini sempre più preoccupanti, una biciclettata attorno alle zone più critiche di Porto Marghera, e l'ha seguita per noi Filippo Fois. È un giro in bicicletta molto particolare quello che state facendo oggi, Giglio. Quali tappe sono previste e state eseguendo questa mattina? Allora, è importantissimo per dire no all'inquinamento, perché siamo stanchi di inquinamento qua a Malcontenta, perché è da decenni che soffriamo l'inquinamento per la vicinanza al polo industriale, e adesso è giusto dire basta, perché ogni giorno siamo investiti da puzze, da fumi, e anche l'ultimo incidente del 28 dicembre è stato veramente quello che ha fatto traboccare il vaso, e quindi è giusto di dire no a questa situazione e che gli enti preposti intervengano per dare sicurezza alla cittadinanza di Malcontenta e Marghera. Anche poi abbiamo il problema del benzene, che adesso vedremo, che non è ancora stato risolto, quindi a Malcontenta praticamente si respira benzene, che come sapete è altamente cancerogeno. Quindi quanta sensibilità c'è su questo tema da parte anche del Comune? Siamo vicini alle elezioni comunali. Beh, diciamo che il tema va via sempre più crescendo come soglia di attenzione. Si diceva giustamente il momento elettorale. Io approfitto di questo clima, di questa situazione per chiedere alle forze politiche di intervenire in modo preciso e drastico. Questa è una comunità che negli ultimi decenni soprattutto, non occorre fare grosse analisi storiche, ma oggi chiede e soprattutto impone delle soluzioni. Non possiamo più convivere con un inquinamento che aumenta ogni giorno sempre di più, e adesso siamo qui di fronte a un'azienda che è parte in causa di tutti questi problemi, perché come diceva poc'anzi l'amico Dario, è stata oggetto di un incidente visibile dall'esterno ma non comunicato agli enti competenti come di consueto e come prevedono gli accordi e i programmi e i piani di emergenza. Ecco, quando però si parla di politica, e mi sposto qui, c'è una controparte che dice questo è il partito del no. Eccolo qui, c'è scritto no anche qui, l'ho fatto vedere a rovescio. Voi siete il partito del no? Ma diciamo tanti no, perché per lasciare spazio a tanti sì, però, perché se parliamo di inceneritori, gli inceneritori e discariche sono l'emblema di un sistema che non è più sostenibile, il pianeta ce lo sta dicendo. Noi dovremmo recuperare i rifiuti, dovremmo recuperare l'energia, dovremmo basare il nostro sistema su un concetto completamente diverso. Porto Marghera potrebbe essere un'occasione per una riconversione ecologica vera dell'economia, e invece continua a essere una terra di sacrificio dove si favoriscono impianti nocivi e quindi si sommano veleni nuovi come i PFAS a veleni vecchi che quest'area ha disseminato per decenni. Ecco, questo è il messaggio che parte oggi da Marghera, vediamo se e come sarà raccolto. E allora grazie a Filippo Fois. Noi andiamo invece adesso a Cortina d'Ampezzo. Sono iniziate le Paralimpiadi, ieri abbiamo visto la cerimonia ufficiale di apertura in arena con Mattarella e Meloni. Paralimpiadi, allora parliamo a Cortina d'Ampezzo di inclusione e di turismo, un progetto importante della sanità che ci riguarda anche in un certo senso da vicino. La nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Nicola, e sì, dicevi bene, oggi sono entrate proprio nel vivo le Paralimpiadi con lo sci, con la discesa maschile e femminile, con il curling naturalmente, con lo snowboard, ma noi qui oggi a Casa Veneto parliamo di turismo sociale, di inclusione, di accessibilità e soprattutto di autonomia, grazie a questo progetto della sanità del Veneto che è stata condivisa proprio tra tutte le 9 ULSS, che ha portato certamente una declinazione differente nei territori rispetto alle tematiche che riguardano il mondo della disabilità. Al mio fianco ci sono l'assessora ai servizi sociali della Regione del Veneto Paola Roma e il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben. Questo progetto che è stato illustrato oggi e che la prossima settimana sarà declinato con dei momenti di approfondimento dalle 13:30 alle 14:30, da lunedì a venerdì in diretta su Antenna 3, è un progetto che certamente fa un passo avanti rispetto al tema della disabilità. È così, dottor Dalben? Assolutamente sì, è un progetto che mira a sviluppare sempre di più l'inclusione sociale delle persone con disabilità. È un progetto che nasce nel 2017 lungo la costa veneta e poi via via si è sviluppato nelle varie realtà del territorio veneto ed è arrivato appunto qui a Cortina durante il periodo olimpico e paraolimpico. È una tappa importante di questo progetto che si articola sostanzialmente in tre percorsi. Il primo riguarda l'autonomia abitativa e lavorativa dei ragazzi disabili, il secondo riguarda l'accessibilità ai luoghi di gara e il terzo appunto è quello degli incontri, dei 5 incontri che si terranno qui in Casa Veneto e che svilupperanno tematiche relative appunto a disabilità ed inclusione. Anche con la possibilità di interfacciarsi con relatori nazionali e internazionali. Assolutamente sì, è un format che abbiamo studiato con la presenza di relatori a livello nazionale e internazionale, ma con conduttori altrettanto di altissimo livello, che vuole essere proprio come dire, attenzionare quanto sia importante la tematica della disabilità, dell'inclusione del soggetto disabile, delle problematiche che ci sono e di cosa si può fare per risolverle. Anche perché, come poco fa durante la conferenza stampa, invitato proprio dall'assessora Paola Roma, diceva il parroco di Cortina, Don Ivano Brambilla, il motore di questa iniziativa e la possibilità di fare un passo in avanti rispetto alla disabilità riguarda proprio l'idea che tutti noi dobbiamo avere in testa e che presto o tardi certamente qualche forma di disabilità capiterà anche a noi, a partire banalmente dall'avanzare dell'età. Un progetto molto importante che la Regione del Veneto ha sostenuto, che è stato inserito nella programmazione del Ministro dello Sport Abodi, certamente per lei, Assessore Roma, un grande risultato. Sicuramente un'opportunità per mettere a sistema proprio lo sport con la parte del sociale, perché nello sviluppo del progetto di vita lo sport sarà uno di quegli elementi che vanno ad integrare questo, ma soprattutto i ragazzi hanno stimolato la loro autonomia abitativa, quindi ringrazio davvero l'azienda sanitaria per aver fatto rete sistema, permettendolo ai ragazzi, permettendo di essere inclusi in una comunità che si deve occupare ognuno nella propria parte per cercare di fare rete e sistema perché la persona si senta davvero inclusa, e l'inclusione passa attraverso questo. Perché questo progetto è nato in spiaggia a Jesolo con l'idea solo di rendere accessibile la spiaggia alle persone con disabilità, e poi mano a mano si è sviluppato inserendo all'interno della progettazione anche la possibilità di inserire attività ludiche proprio per stimolare queste persone che vivono con la disabilità. Certamente l'attività sportiva è fondamentale, lo è per l'anziano anche attraverso la ginnastica, che permette naturalmente la prevenzione rispetto ovviamente alle cadute e alle fratture, ma anche per i ragazzi permette proprio di avere quell'aggancio allo sport necessario, di cui ringrazio veramente anche le società sportive per quello che cercano di fare, per la formazione che fanno sia con il CONI che con il CIP, e sempre di più lo sport dovrà essere integrato con il sociale, perché questo ce la sta insegnando anche questa bellissima esperienza che i ragazzi stanno compiendo in questo momento. Allora, con questo slogan ringrazio l'assessora al sociale della Regione del Veneto Paola Roma e il commissario dell'ULSS
Dolomiti Giuseppe Dalben, con lo slogan per l'appunto esportiamo il sociale. Ci diamo appuntamento qui su questo canale, su Antenna 3, la prossima settimana, da lunedì a venerdì, ve lo ricordo, dalle 13.30 alle 14.30 per approfondire queste tematiche. Certamente ci sarà molto da imparare. Nicola, da Cortina, da Casa Veneto è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Tiziana Bolognani, a Stefano Bozzi e ai tuoi ospiti. Poi ve lo ricorderemo, insomma, da lunedì 13.30 tutta la settimana per parlare di inclusione e tanti altri temi legati all'inclusione. C'è un altro tema, quello della sanità, sempre dal bellunese, i disturbi alimentari, ed è una piaga davvero che colpisce sempre più i giovani. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. In provincia di Belluno sono oltre 200 le persone seguite dai servizi sanitari per disturbi alimentari. Da 8 anni la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, ha l'obiettivo di rompere il silenzio che spesso si consuma dentro le famiglie e che riguarda ragazzi sempre più giovani, anche prima dell'adolescenza. Aumentano le richieste di aiuto e con loro anche la complessità dei casi. È un fenomeno che riguarda il nostro territorio come gran parte del paese e di fatto ci costringe ad attrezzarci con l'obiettivo non solo di intervenire, di curare, ma prima ancora di riconoscere precocemente segnali di esordio. Solo nel 2025 i servizi dell'ULSS 1 Dolomiti si sono registrate 58 prime visite per un totale di oltre 5.500 prestazioni. Accanto al lavoro clinico c'è anche un percorso concreto e quotidiano di recupero del rapporto con il cibo. 1.036 pasti assistiti nell'ultimo anno, un servizio che nel distretto di Feltre a breve sarà fornito anche a domicilio. Un educatore piuttosto che un terpe, piuttosto che un infermiere si recano a casa della paziente e l'aiutano nel momento più difficile della sua giornata, quello che è di sedersi, stare ferma davanti ad un piatto preparato, chiaramente seguendo le indicazioni del nutrizionista, del dietista. I disturbi più conosciuti sono l'anoressia e la bulimia, ma stanno emergendo anche nuove forme di disagio come vigoressia, ortoressia e ARFID, che spesso nascono da un rapporto distorto con il corpo, con l'alimentazione o con il controllo del cibo. Sono delle forme di disturbo alimentare caratterizzate dall'ossessione per il raggiungimento di un obiettivo che può essere l'incremento della massa muscolare piuttosto che l'esclusione assoluta di alcuni cibi con delle caratteristiche determinate che però di fatto portano a condizionare pesantemente la quotidianità. Per questo la prevenzione diventa fondamentale. Sul territorio l'ULSS lavora con l'associazione Margherita La Fenice e con le scuole. Abbiamo una buona collaborazione con tutte le scuole della nostra realtà locale, sia nei singoli casi sia a livello di progetti di prevenzione. Il 14 marzo dalle 9 alle 12.30 i centri di salute mentale di Belluno e di Feltre apriranno le loro porte per accendere i riflettori sul fenomeno, far conoscere i servizi e rispondere ai bisogni dell'utenza, perché dietro questi numeri ci sono storie, fragilità, famiglie e spesso il primo passo verso la cura è il più difficile, trovare qualcuno disposto ad ascoltare. Vigilia dell'8 marzo e in primo piano ci sono i dati della occupazione femminile. Nel 2025 meno occupate e pensioni dimezzate rispetto agli uomini in Veneto. Una migliore occupazione femminile e una miglior retribuzione femminile migliora la condizione economico-sociale di un paese. Eppure in Veneto la partecipazione al lavoro da parte delle donne è più bassa rispetto al nord-est e all'Unione Europea, impiegati inoltre con più frequenza degli uomini in posizioni di lavoro part-time. È quanto emerge dal rapporto di IRES Veneto su occupazione femminile, part-time e divario retributivo di genere. Purtroppo anche delle azioni che erano in corso, tipo il congedo paritario, è stato eliminato, così come la direttiva europea sulla trasparenza salariale. C'è una differenza salariale anche a parità di orario e di qualifica, che non è prevista né dalla legge né dai contratti, eppure emerge. L'analisi evidenzia che le disparità salariali sono legate a diversi fattori, tra cui il fatto che il sistema spinge il lavoro di cura verso le donne, producendo per esempio circa 12 giorni di lavoro in meno rispetto agli uomini in un anno, a causa di una maggiore discontinuità lavorativa e una maggiore concentrazione del lavoro femminile soprattutto in settori a bassa retribuzione. Questo si riflette anche sulla situazione previdenziale. È un sistema culturale
che permane nel nostro paese e che non vede, nonostante il passare del tempo, dei miglioramenti. Ti porta a una vita lavorativa con un minor contributo per la pensione, che questo poi si diventa fondamentalmente che la tua vita lavorativa ti porta a una pensione che non ti permette di vivere. Oggi come oggi le pensioni, specialmente nel settore privato ma anche nel settore pubblico, delle donne sono poco più del 50% in termini economici di quello degli uomini. Abbiamo parlato dei rincari e costi energetici per il Medio Oriente, ma poi ci sono altri rincari che fanno arrabbiare, i rincari delle rette nelle case di riposo, e adesso arriva anche l'azione del Codacons contro questi rincari. Teniamo conto che le pensioni medie sono salite di 3 euro al mese, qua si stanno chiedendo da 2 a 6 euro al giorno all'anziano che già sta spendendo tutto il suo patrimonio, tutto le sue risorse. Questa è la fotografia che il Codacons del Veneto scatta al mondo delle case di riposo, dove i costi a carico degli utenti stanno aumentando esponenzialmente, un trend che la nuova crisi in Medio Oriente con relativo shock energetico potrebbe aggravare. Da qui la diffida che già nelle prossime ore l'Associazione dei consumatori si appresta a inviare in primis a Regione ed enti gestori delle RSA, disinnescare gli aumenti e prendere tempo la manovra d'emergenza. Chiediamo una moratoria di 6 mesi per dare il tempo di verificare se questi aumenti sono dovuti e a chi possono essere imputati. Sappiamo che c'è una parte che deve essere corrisposta dalla Regione, una parte importante dai comuni. La legislazione prevede che ogni ospite paghi secondo le sue capacità economiche stabilite dall'ISEE e che quello che non può sia integrato dal comune di residenza. Una possibilità che oltre il 50% degli ospiti delle case di riposo venete non conosce, denuncia Codacons, che per questo mette a disposizione i suoi sportelli in attesa di un tavolo regionale. Abbiamo trovato appoggio e comprensione da parte dell'assessore Paola Roma, che ci riceverà prossimamente. Chiediamo che lo stesso facciano i rappresentanti dei gestori. Anziché accanirsi contro i loro ospiti, ci aiutino a verificare e ad ottenere quelli che sono i nostri diritti. E poi c'è la nuova normativa fiscale che mette in ginocchio le pro loco del Veneto con le sagre a rischio. Abbiamo parlato diffusamente nelle scorse settimane. Ieri c'è stato un incontro organizzato da Umpli Veneto a Treviso proprio su questo tema. Come salvare le attività delle pro loco a rischio di essere travolte dalla nuova disciplina fiscale per il terzo settore entrata in vigore il 1 gennaio scorso a Treviso, l'ultimo dei 3 incontri formativi organizzati da Umpli Veneto con i rappresentanti delle pro loco della Marca, del Bellunese e del Veneziano. Il passaggio a un regime forfettario basato sul volume dei ricavi, che di fatto equipara delle imprese tutte le manifestazioni con incassi superiori agli 85.000 euro, potrebbe rappresentare la pietra tombale per tante sagre ed appuntamenti tradizionali dei territori organizzati ogni anno grazie all'attività delle pro loco. Umpli è al lavoro e sta facendo pressing politico per cercare una soluzione. La prima cosa è quella di andare in Europa e farci riconoscere un limite che non siano gli 85.000 euro, ma sia un limite maggiore di quello, e logicamente non è che le nostre pro loco non vogliono avere la responsabilità e pagare quello che è dovuto. Si paga quello che è dovuto, ma ci deve essere riconosciuto quel volontariato, perché tutti noi abbiamo 600.000 volontari che lavorano gratuitamente. Una possibile via d'uscita potrebbe essere quella delle sagre di qualità che promuovono la tipicità di un prodotto del territorio. Tutta l'Italia ha dei prodotti tipici da salvaguardare, prodotti tipici che magari nel tempo scomparirebbero e che invece secondo noi vanno preservati, e quindi ci deve essere riconosciuto quello che è il lavoro che Umpli Nazionale fa, che Umpli Veneto fa, ma tutti i comitati regionali fanno per salvaguardare quello che è la storicità e i prodotti tipici. Abbiamo iniziato la nostra prima edizione parlando della tragedia di Macerata, quello degli incidenti stradali mortali, è davvero una piaga che non conosce sosta. C'è un intervento oggi, questa mattina, importante per la sicurezza stradale con la inaugurazione della nuova pista ciclopedonale tra i comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini lungo la provinciale 248, tante vittime spesso
delle tragedie sulla strada sono persone in bicicletta. Allora ha seguito per noi questa importante inaugurazione Vanessa Banzato. Ci troviamo giusto al confine tra i comuni di San Zenone degli Ezzelini e Fonte. Mi trovo assieme ai sindaci Fabio Marin e Matthew Somodossi perché proprio poco fa è stata inaugurata una pista ciclabile, che non è una semplice pista ciclabile ma è un punto importantissimo per garantire la sicurezza a chi transita lungo la trafficatissima e pericolosissima via Roma, la provinciale, a piedi o in bicicletta. Sindaco, era da tanto che si attendeva questa pista ciclopedonale, è arrivata ed è davvero un punto importante. È davvero una giornata importante quella di oggi con questa inaugurazione, perché è da tanto che attendiamo la realizzazione di quest'opera. Il progetto era partito ancora con la mia precedente amministrazione e con l'amministrazione Ceccato di Fonte, ma ha visto solo oggi realizzarsi completamente tutta la pista ciclopedonale, con la messa in sicurezza proprio di questo tratto di strada che è davvero pericoloso, dove purtroppo ci sono state anche delle vittime, ma adesso siamo qui proprio per renderla in sicurezza, per dare sicurezza ai nostri cittadini e soprattutto anche per collegare finalmente dal punto di vista ciclopedonale i nostri due comuni e le nostre due comunità. Ecco, appunto, lei ha sottolineato la parola comunità, il collegamento tra due comunità. Esatto, proprio su questo che vogliamo puntare, non solo come comune di San Zenone e Fonte, ma lo dicevamo anche all'inaugurazione, anche come intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Montegrappa, vogliamo proprio dare questo significato a quello che facciamo, proprio unire le comunità, e questo penso sia un passo importante. Un importante contributo provinciale, contributi che sono arrivati anche dall'unione dei due comuni. A quanto ammonta l'importo, Sindaco? Ora sì, l'opera totale tra i due comuni è costata circa 500.000 euro tra la progettazione e le opere di realizzazione. C'è stato un grosso contributo anche dalla parte della provincia che è di circa il 50% dei lavori eseguiti. Ringrazio appunto il Sindaco Marin che ha avuto appunto l'intuizione 6 anni fa di avviare quest'opera. Ringrazio anche la precedente amministrazione con il Sindaco Ceccato e l'assessore ai lavori pubblici Zanotto, Renato, che hanno creduto in quest'opera e che noi come amministrazione l'abbiamo terminata appunto con l'illuminazione. È un'opera che serve tantissimo, appunto come dicevo prima è una strada questa qui che ha lasciato ferite pesanti nelle nostre due comunità, però per risolvere questi problemi abbiamo bisogno di far squadra tra enti. Appunto senza questo contributo provinciale, che ringrazio appunto che la Si Provincia e il nuovo presidente Donadel, senza di loro, senza collaborazione tra questi enti non andiamo da nessuna parte, quindi noi sindaci e tutti gli enti vincono se fanno squadra, dalle piccole cose alle grandi cose. Questo è il messaggio che voglio lanciare. E c'è stata anche un po' una toccatina a tutto quello che concerne l'apparato burocratico, ovvero magari gli amministratori, avete detto sì, hanno le idee, si mettono, fanno i progetti e quant'altro, poi c'è la burocrazia che rallenta in maniera inesorabile tutto un percorso. Sì, appunto, facevo questo sì, accenno qua, perché quando si pensa a un'opera pubblica, da quando la si pensa a quando la si mette a terra, un'opera di un certo livello passano anche anni, anche 2 o 3 anni almeno, e questo vuol dire essere sostenibili, perché quest'opera che stiamo facendo punta alla sostenibilità, che la sostenibilità comporta fatica, costi, perché abbiamo i cellulari che nel giro di qualche nanosecondo siamo connessi con l'altra parte del mondo, invece per trasportare in sicurezza persone ci vogliono anni, quindi su questo c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Noi come comuni possiamo solo amministrare ciò che la legge prevede, però bisogna cominciare anche secondo me a snellire questi tipi di pratiche, perché davvero le persone continuano ad andare per strada, i morti purtroppo continuano ad esserci e dobbiamo correre e fare squadra per risolvere i problemi di tutta la cittadinanza. E a Vicenza invece, a proposito di viabilità, il progetto del Metrobus fa scendere in piazza i cittadini del comitato di Corso San Felice, residenti e commercianti che protestano. Vediamo perché con Daniele Garbin. Il progetto del Metrobus in Corso San Felice è un'opera compensativa della TAV che secondo il progetto dovrebbe attraversare questa strada e un doppio senso di marcia, quindi farebbero sparire tutti i parcheggi e anche le piste ciclabili in questa zona. E i commercianti con me, Massimo Colombara, buongiono. Buongiorno. Ecco, si sono mobilitati perché dopo 2 anni di battaglia, diciamo così, con il comune, perché in questo punto ci sono almeno un paio di alternative per evitare che si elimini questa zona di
preziosa di appoggio di questi negozi e dei parcheggi e tutta una serie di conseguenze anche per i residenti, e oggi, questa mattina, sono scesi in strada proprio perché dopo aver presentato una petizione non hanno ancora avuto risposte dal Comune. Ecco Massimo, com'è la situazione? La situazione è che noi abbiamo presentato una petizione che ha raccolto 1100 firme e tuttora non abbiamo una risposta a questa petizione. I tempi sarebbero già scaduti a norma di legge, quindi stiamo ancora aspettando il sindaco che ci dia una risposta definitiva. Nonostante ciò siamo ancora qua nel limbo ad aspettare che il nostro destino sia deciso. E nel frattempo vediamo che i lavori vanno avanti, per esempio alle sue spalle un tratto in doppio senso di marcia, comunque c'è un'idea e un progetto che sembra comunque sia stato portato avanti al di là delle vostre opinioni. Infatti non c'è mai stato un coinvolgimento del quartiere su questo progetto? Allora, noi siamo sempre appunto in attesa. Il problema è che il coinvolgimento non c'è mai stato, soltanto noi abbiamo ricevuto, passatemi la parola, aria fritta, e quindi in questo momento le attività non possono ancora più aspettare. Abbiamo bisogno di una risposta immediata e sicuramente concreta. Ecco, questa risposta non è arrivata, neanche sollecitata. Quante firme avevate raccolto e soprattutto adesso che cosa temete? Ma le firme sono già state depositate già a novembre, sono 1100. Noi temiamo il fatto che l'avanzata dei lavori in Viale Roma e la chiusura di Porta Castello con il completamento di Piazzale De Gasperi comporti automaticamente questi lavori di doppio senso in San Felice. Però noi continuiamo ad aspettare la risposta, quindi è dovere del Comune intervenire. Ecco, voi avete anche ricevuto parzialmente, c'è un assessore competente Spiller, il sindaco, l'avete coinvolto? Noi abbiamo fatto numerosi incontri, anche coinvolgendo l'associazione di categoria, soltanto che attualmente anche le nostre proposte che erano state fatte di deviare questo Metrobus non sono state ancora probabilmente prese in considerazione. I tempi stringono. Ecco, e proprio su questo voi siete qui anche per dire non vi sta bene che cosa, e soprattutto vi state mobilitando perché non volete che il progetto passi sulla vostra testa senza il vostro coinvolgimento. È questo che succederà? Sì, ci stiamo già mobilitando e a questo punto ci mobiliteremo anche in strada con manifestazioni nelle sedi istituzionali di competenza, perché questa zona del centro storico di Vicenza deve essere salvaguardata. Tanto si parla della salvaguardia dei negozi di vicinato. Questa è un'operazione che deve essere fatta assolutamente proprio per riuscire a arginare un'eventuale desertificazione e tutte le problematiche di degrado che conseguono. A Padova adesso, dove la diocesi ha presentato una serie di iniziative di recupero e riscoperta delle opere del Tiepolo e della figura di San Massimo, che fu vescovo di Padova quasi 2000 anni fa. A 330 anni dalla nascita di Giambattista Tiepolo, il grande pittore veneziano, due iniziative della Chiesa padovana vogliono recuperare e valorizzare un patrimonio artistico e culturale. Questa volta è il restauro di 3 dipinti di Giambattista Tiepolo che fanno parte di un ciclo realizzati intorno al 1745 e che un parroco insieme alla comunità volle per questo piccolo edificio che fu intitolato proprio al secondo vescovo di Padova. Nell'ambito di iniziative di un programma più ampio nel corso dell'anno porteremo appunto i visitatori a scoprire luoghi dedicati a questo secondo vescovo e attraverso anche così un espediente un po' divertente della presenza di personaggi illustri con il nome Massimo andremo a incidere non solo nell'immaginario ma proprio nella presenza di un culto. Tiepolo e San Massimo, secondo vescovo della città di Padova, insieme una riscoperta e un recupero che rendono ancora più vere le parole di Dostoevskij in cui profetizzava che la bellezza salverà il mondo. Immergersi in una chiesa, entrarci e trovare bellezza è essere orientati all'oltre, al dentro, è calmare anche quelle che sono le velocizzazioni di una vita o socialmente motivata in questi termini, oppure anche quelle dell'accelerazione dei sentimenti di reazione e di vendetta, è trovare una pace che trascende l'istante, è superare il capire col comprendere.
Siamo in chiusura di questa nostra prima edizione, allora vi ricordo che dopo di noi c'è, dopo ovviamente il meteo e la pubblicità, c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e oggi doppio appuntamento con Lucio Zanato Agricoltura, perché alle 13:46 c'è la puntata classica del sabato di agricoltura, ma poi subito dopo va in onda la replica dell'ultima puntata del talk show Agricoltura di sera, che va in onda come sempre ogni mercoledì, quindi potrete rivedere la puntata andata in onda ogni mercoledì scorso, e vi ricordo insomma l'appuntamento delle 21 del mercoledì con Agricoltura di sera, quindi un pomeriggio dedicato proprio ai temi dell'agricoltura, con tante storie, con tanti dati, con tanti ricordi. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.